Il blitz della polizia tributaria e della Guardia di Finanza veneziana è scattato all'alba. Obiettivi delle Fiamme Gialle: una villa a Borca di Cadore, una casa a Jesolo ed automobili di lusso, tutti beni posti sotto sequestro. È l'ultimo capitolo che vede come protagonista una segretaria infedele di Vittorio Veneto, che con il suo stipendio evidentemente non poteva certo permettersi di mantenere un tale tenore di vita. Ed in effetti quasi 3 milioni e mezzo di euro utilizzati dalla donna non provenivano dalle sue tasche, ma da un noto gruppo aziendale di arredi della marca presso cui lavorava come dipendente. Una persona di fiducia per i dirigenti, fino a quando non si sono accorti delle vere e proprie voragini nei conti dell'azienda. Dalle indagini è emerso che la cinquantenne, nel corso degli anni, attraverso operazioni di home banking, quindi attraverso un semplice click, trasferiva denaro sui suoi conti o a società che a lei facevano riferimento, per poi beneficiare delle enormi sottrazioni di denaro. Oltre a lei anche i due figli. Addirittura la donna era arrivata a modificare la propria qualifica da semplice segretaria a dirigente. La donna dovrà rispondere di frode informatica, truffa aggravata, accesso abusivo a sistemi telematici e falsità, mentre i suoi due figli sono indagati per truffa, ricettazione e falso. Ulteriori indagini sono ancora in corso. Non è escluso, infatti, secondo la finanza, che la segretaria infedele possa essersi resa protagonista di altri comportamenti illeciti.